Buongiorno, oggi sono in macchina, ho appena finito di lavorare e adesso metto in moto e vado via. In ascensore dell'albergo vado al piano -2. Adesso vado a casa dei miei, spero che mia mamma sia alzata, sono le 8, credo di sì. Volevo andare a Cortina all'Eurospin, visto che ieri sono andata al Lidl, oggi volevo andare all'Eurospin, però purtroppo a Cortina ha fatto neve, in centro ci sono 30 centimetri e quindi evito totalmente anche solo di pensare di andare a Cortina, e ho capito che devo stare a casa oggi. Eccomi, sono a casa. Non sono andata su dai miei perché, cioè sono andata su ma ho visto che sono ancora a letto, c'è mio papà a casa, allora vuol dire che sono ancora a letto, c'erano tutte le luci spente. Fortuna che c'è la neve perché così ho il volante della macchina morbido, perché il mio è durissimo, cioè faccio i muscoli per girarlo. Adesso devo ripartire con lo scivolamento che c'è qui. Oh dai, tutto bene. Ciao! Ciao, buongiorno. Pepe? 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 Saluta, buongiorno. Buongiorno, io sono Pepe. Buongiorno, io sono Pepe, sono un pestiferissimo. Buongiorno. Lascia stare Panna, poveretta. Buongiorno, Pannina. Dì che questo qua non ti lascia vivere, vero? No, lasciala stare, Pepe. Buongiorno, Annuccia. Buongiorno, panterina bella della mamma. Brutto, via. Gioca con questo. Mi faccio subito la doccia, visto che sono appena arrivata. È meglio che faccio subito, se no non la faccio più. E poi faccio colazione. Poi mi accendo il computer adesso. Adesso faccio la doccia, ho fatto tutto, devo scegliere con cosa fare colazione. Ce ne ho un po' troppi di cose qua, di tisani infusi. Io penso un po' di tè verde, sinceramente. Prendiamo il tè verde della Selex. Ho deciso che provo a fare qualcosa con queste perline, quindi mi sono portata tutta la roba qui. E qui in braccio c'è Pepe. Sì, Pepe, perché ho detto io sto con la mia mamma a fare la nanna. Era da solo sulla sedia lì e poi è venuto qua. Ciao Pepe. E niente, quindi mi metto a fare qualcosa con le perline. Sto preparando, Madonna, momenti cado. C'è lo sgabello. Sto preparando il pranzo, mezzogiorno alle 10, tra un po' arriva mio moroso. E niente, c'è qua pollo con patate per me e lì invece la pasta per lui, non so ancora con che sugo, adesso vediamo. Ho creato un po', un'oretta e mezza, mi sono dedicata a creare qualcosa di nuovo per me o per chi vuole, insomma. E non faccio vedere perché farò un video a parte. Devo stendere, c'ho questa roba da stendere. E Pepe che ha mandato via Panna, che era lì bella, tutta lunga, che dormiva. E lui cosa deve fare? Deve andare a rompergli le palle. Non lo sopporto più sto gatto, perché la manda via da ogni parte. Cioè Panna va sulla sedia, Pepe va a rompergli le palle e quindi se ne deve andare. Va sul divano e deve andare via anche da lì. Veramente è un diavolo.
San Vito c'è molta più neve rispetto a Borca. Cioè Borca ormai non c'è neanche più, c'è acqua su. Smettila di guardarmi e ridere. Uffa. Fregato, ti ho preso nel video. Niente, sono contenta perché così vedo se c'è qualcosa all'Eurospin. Quella lì è la Tofana. Stanno battendo la pista. No, è illuminata perché È illuminata per la Coppa del Mondo, giusto, è vero? Sì, ma tanto oggi non l'hanno fatta. No, è illuminata come lì. E siamo quasi arrivati all'Eurospin. Ecco qua. Oh, la Tofana. Sì. Adesso si vede. Qui siamo a Acquabona. E adesso casa cantoniera. Scendiamo a sinistra, No. centro casa, e qui c'è l'Eurospin. Ce la possiamo fare, quanti salti? Eurospin. Oh, c'è anche parcheggio oggi. C'è parcheggio, rendiamoci conto. Che è strano che il sabato ci sia parcheggio alle 4:51 di pomeriggio. C'è uno che è al telefono, salve. Spesa fatta. Davanti stanno pulendo la... No, non sta pulendo la strada. Facendo finta di pulire la strada. Stiamo entrando a Cortina. C'è il Savoia a destra, a su sono stelle. A sinistra c'è il Savoia. Anche a destra? Sì, vabbè, ma a sinistra è il Savoia. Devo fare guerra? No, siamo però già ingorgati qua. Buongiorno, oggi è domenica mattina e ieri sera non ho più continuato alla fine il vlog. Comunque sono arrivata a casa, ho messo via la spesa, ho fatto da mangiare, sono andata a dormire perché non ne potevo più. Quindi oggi è domenica mattina, sono le 7:35, ho finito di lavorare e ho tolto la neve dalla macchina, ha nevicato. Quindi io ti saluto con questo pezzettino di video. Lo includo nel vlog di ieri, anche se ormai ieri era sabato, oggi è domenica, vabbè, non importa. E niente, faccio vedere un po' il percorso innevato e quindi giro la visuale e ti aspetto al prossimo video. Ciao ciao!